Un'area vasta industriale più grande di quella che già vede unite Padova e Treviso e che si allargherà a Venezia e Rovigo. Un'area vasta che produce PIL per 86 miliardi, ne esporta 32 e che nei primi 6 mesi di quest'anno ha registrato aumenti nella produzione del 12,5% a Venezia, più 8% a Padova, 6 a Rovigo, 4,7 a Treviso rispetto al 2011. Questo nonostante gli shock energetico dell'inflazione e della guerra. Qual è stata la ricetta? Lavorare, lavorare e lavorare. Questo è il nostro segreto, è quello che sappiamo fare. Teniamo troppo alle nostre aziende, teniamo troppo ai nostri collaboratori e perciò anche adesso dobbiamo andare avanti. Un'area vasta a nord-est che renderà più forti aziende e famiglie per il presidente degli industriali padovani e trevigiani, che aggiunge quella del gas per le imprese è una vera emergenza e lancia una proposta. Lo scenario è uno scenario complicato, il tema energia e gas su tutti sarà la prima assoluta richiesta che viene dal nostro mondo in maniera forte, cioè di mettere mano al tema dell'energia e del gas. Se non viene dall'Europa dobbiamo farlo noi. L'autorisoluzione del gas è un tema, io penso che anche qui noi imprenditori insieme alle amministrazioni vorremmo fare la nostra parte, penso ad esempio alle comunità energetiche che già sono partite come proceduralità bene sia a Treviso che a Padova, stanno partendo anche a Venezia e Rovigo, quindi io penso che ognuno deve fare la sua parte. Una unione di associazioni confindustriali locali che è ben vista anche da Roma. Io credo che quando c'è diversità, se si riesce a metterla a sistema, sia una grande ricchezza, come succede nelle imprese. Quindi credo che darà a questo territorio maggior consapevolezza della ricchezza, del potenziale che ha e probabilmente permetterà di inserire anche una marcia ulteriore per fare quello che facciamo meglio.